Ben ritrovati dalla redazione. Si erano messi sulle piste di un presunto traffico di droga tra la Slovenia e l'Italia, ritrovandosi invece ad osservare l'ingresso di circa 500 migranti attraverso i sentieri del Carso. È nata così Abisso, l'indagine condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Trieste, che ha smantellato un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina negli ultimi chilometri della rotta balcanica. Una volta ottenuta l'informazione confidenziale in merito ai presunti spacciatori, gli agenti hanno allestito un servizio di osservazione attraverso le fototrappole posizionate ai margini di diversi sentieri lungo la ciclopedonale che collega l'abitato di Orlec a quello di Trebiciano. Ogni giorno circa 30 persone, tra cui molti bambini, attraversavano la frontiera lungo i boschi carsici, ma il viaggio per oltrepassare il confine avveniva anche grazie ad autovetture tutte immatricolate in diversi paesi dell'est Europa e guidate rispettivamente da trafficanti che nella maggior parte sono risultati essere di nazionalità ucraina. Tutto pronto per l'avvio del G7 Istruzione a Trieste in vista del forum in programma domani e sabato. Questa sera i ministri dei 7 paesi si incontreranno per un appuntamento di benvenuto al castello di Miramare. Nel frattempo la città si prepara ad accogliere il summit anche predisponendo divieti di transito in alcune zone della città e via mare. In particolare la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Trieste, su disposizione della Questura e per motivi di ordine pubblico, ha emesso un'ordinanza con la quale sono stati adottati alcuni divieti temporanei di navigazione negli ambiti portuali nella rada di Trieste e nel tratto di mare antistante l'area marina protetta di Miramare per garantire la regolarità dello svolgimento dell'evento. Il sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia ha saputo anticipare molti dei temi contenuti nel piano Mattei. Il tema stesso della diplomazia scientifica ha accompagnato la storia di questo territorio anticipando il dibattito che si sta affrontando a livello nazionale ed europeo. Lo ha affermato l'assessore regionale al lavoro, istruzione, formazione, università, ricerca e famiglia Alessia Rosolin a Trieste, partecipando ai lavori dell'Assemblea annuale del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia, dedicata a cooperazione internazionale e diplomazia scientifica, il contributo di scienza e formazione al partenariato strategico tra Italia e Africa. Dall'economia del mare all'economia subacquea, dello spazio e delle energie rinnovabili e l'ampliamento di competenze che la Regione immagina di attribuire al cluster Mare FVG con un percorso di crescita della compagine sociale e di riorganizzazione della struttura e delle attività condotte dal cluster che è stato presentato dall'assessore regionale al lavoro, istruzione, formazione, ricerca e università Alessia Rosolin all'Assemblea dei Soci. La transizione energetica e la transizione digitale chiedono forti investimenti in innovazione, ha detto Rosolin, e quindi è indispensabile accelerare il percorso di crescita in Friuli Venezia Giulia e favorire un'integrazione multisettoriale della ricerca, oltre a valorizzare le filiere formative. Diamo uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo in genere variabile con più sole su bassa e costa, dal pomeriggio possibili rovesci sulle Alpi e qualche temporale sulle Prealpi, che in seguito potranno interessare anche qualche zona di pianura. Venti di brezza, temperature minime in pianura fra 16 e 19 e massime fra 26 e 28 gradi, sulla costa minime fra 19 e 21, le massime fra 23 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo, ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.